importante, un momento di legame storico e di rispetto per la memoria e il ricordo per tanti che hanno dato la vita per la nostra vita oggi, per la storia, la patria, l'amore per la patria. Io ringrazio tantissimo le persone che sono venuti stamattina, ringrazio il nostro amico ambasciatore della Marcia della Concordia, il professor Michele Natale, ringrazio le associazioni il nostro azzurro, grazie per averci coinvolto in questo momento importante. Siamo pochi, ma è un lavoro molto profondo in cui condividiamo, come dicevo poco fa, sentimenti di passione per la storia, per coloro che oggi non ci sono, soprattutto per ricordare la storia, il passato come importanti momenti che ci hanno permesso di vivere il presente e il futuro. Io, data la giornata, il momento così freddo, passare tanto tempo qua al vento, dare la parola a poi leggeremo i nomi dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Mi ripeto, ma devo ringraziare tutti. Il motivo per cui siamo qua, ideatore della Marcia della Concordia, quest'anno chiaramente ricorrono l'inizio della Grande Guerra e naturalmente altrettanto importante il 100 anni della costituzione della Brigata Sassari. Non potevamo mancare a Sinna il luogo dove si è partiti e si è percorrendo in senso inverso la ripetizione il percorso ha voluto 100 anni della costituzione della Brigata Sassari partire eccezionalmente dalla Sardegna per ricordare tutti i caduti sardi, naturalmente in modo particolare della Brigata, e per ricordare perché sono parte del numero di parole della lettera di Alberto. Non è una marcia per stare, una marcia per stare in colore, non volendolo, riesce attraverso tutti gli impegni. Momento ovviamente avevo del dolore perché il figlio nostro non è più tornato, ma credo che la madre è quella che soffre di più. Io chiudo
battesimo è qui presente Maresciallo Andrea Feni, che è in rappresentanza appunto del centro cicloturismo, che è nato a Sinai, rappresentare come io darei lettura dei nomi dei caduti della prima guerra mondiale dei sinensi. Lazzaro, io alle nuove generazioni. Oggi ci troviamo in un momento in cui la democrazia, siamo liberi, grazie a hanno perso la vita perché purtroppo abbiamo difficoltà anche a recuperare purtroppo sono nuovi, però le anime sono presenti. Ai bambini e ai ragazzi delle scuole, per questo bellissimo gesto quello che faccio termina qua. Adesso ci mettiamo in aula consigliare della Pergamena, dove firmano tutti i sindaci dei comuni dove professor Maddalena ha marciato, portato tutti i comuni insomma, uniti da questo simbolo, da questo simbolo.